Da qui, da lì in su è comunale, da lì in giù è tutto poligono. Lo chiudono, fanno quello che vogliono. E la loro la terra. Quando lanciano io non ci sto di sicuro. Neanch'io, Beh, 2 anni fa era caduto, cioè erano andati male 2 missili. Sì. Uno è sceso 2 anni fa, è sceso in una vigna qua a Ierzo, qua a San Giorgio. C'era il padrone, stava lavando la vigna, come se ne andava, come è partito, è sceso il missile, la vigna. Se lo trova, l'ammazza. Stanotte dovrebbero sparare anche di notte. Anche di notte sparano stanotte. Ah, vanno avanti anche di notte? Anche ieri notte. Anche ieri notte fino alle 9. Anche ieri notte fino alle 9 mi sembra. Se chiediamo delle malattie, la conversazione si fa difficile. Cioè, non dobbiamo dire quello che non è. Noi, cioè, viviamo qua insieme a loro. Cioè, gira e gira, siamo insieme a loro. No. Cioè, c'è qualche caso anche in paese, cioè, tipo la leucemia, c'è qualche caso. No, c'era qualcuno che lavorava in base, certi che non lavorano in base. 2 anni fa mi sono morti 2 cugini a me. Cioè, di cancro tutti e 2. Però non si sa, se dipende da quello... Sì. Capito? Non si sa, è un casino, non si capisce niente. Tutto un bordello. Migliaia di chilometri quadrati di pascoli e di terreni coltivabili sono stati sottratti ai vecchi proprietari dalle autorità militari. I terreni di proprietà non ce l'hanno mai pagato. Noi adesso di quella proprietà nostra paghiamo l'affitto.